di voi, pensate al giorno che verrà come una novità, e l'umore d'atteso che vi arricchirà, è una nuova esperienza che si può ballare, è un passo nuovo, un altro ancora, e il mondo cambierà. E ballerà. Una sera vita danzata con me, che ha vestito la sera che tu non sei. È una festa con mille invitati, uguali con cui ballerai. Ballettando la vita che tu imparerai, di ogni grande proposito un passo che fai, è un giorno nuovo anche per te, festeggialo con me. Ballettando la vita che tu imparerai, di ogni grande proposito un passo che fai, è un giorno nuovo e prego che sia tutto da ballare con te. Allora, abbiamo parlato poco fa, quando Loredana ha fatto la presentazione, ha parlato di come abbiamo raggiunto la giornata internazionale della donna e di come delle varie vicissitudini. C'è una canzone che secondo me è un piccolo scorcio di quello che sono le donne in generale, ed è la canzone di Fiorella Mannoia, che è quello che le donne non dicono, che adesso canteranno tutte le signore e le dedicano a tutte le signore qui presenti. Quindi signori e signori, quello che le donne non dicono, ma vorrebbero dire. Fanno compagnia certe lettere d'amore, parole che restano con noi, e non andiamo via, ma nascondiamo nel dolore, che scivola lo sentiremo poi. Abbiamo nuova fantasia, e se diciamo una bugia è una mancata verità, che prima o poi succederà, tra noi al vento a noi no, e se ci trasformiamo un po', è per la voglia di piacere a chi c'è già, non potrà arrivare a stare con noi, siamo con
silenzi che fanno eternità e lasciano la scia le frasi da bambine che giocano a chi le ascolterà. E le macchine per noi, i complimenti dei playboy, ma non li sentiamo più, se c'è chi non se li fa più, anche il vento mai noi no, e se ci confondiamo un po', e la voglia di capire chi non riesce più a parlare, ancora con noi siamo così, dolcemente complicate, sempre più emozionate, delicate, ma potrai trovarci ancora qui. Nelle sere tempestose, portaci delle rose, nuove cose, e vivremo ancora un altro sì. E quindi respirare, sempre tornare a mare, lascia stare, tanto ci potrai trovare qui. Con le nostre notti bianche, ma non saremo stanche, neanche quando vivremo ancora un altro sì. E dopo le nostre signore che hanno dedicato questa bellissima canzone, ci saranno i nostri signori, i the men del nostro gruppo, che dedicano a tutte le signore una canzone, ed è Sapore di sale. Certo che lo può. Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare, vicino a me, vicino a me, sapore di sale. Sapore di mare, un gusto un po' amaro, di cose perdute, di cose lasciate, lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, tempo dei giorni che passano vivi, e lasciami in bocca il frutto del sale.
il nostro amico Lucio Battisti, che cantava una bellissima canzone che era La canzone del sole. Questa la conoscete più o meno? Oh mare nero, mare nero, mare. Quindi magari durante il ritornello cantate insieme a noi. Se ve la ricordate anche di prima e anche tutta, va bene anche tutta qua la canzone. Ok? Quindi il coro, il picco di grano e la canzone del sole. Aspetta che qua non vorrei qualche. Le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue, quelle arance ancor più rosse e la cantina buia dove noi respiravamo piano e le tue corse, l'eco dei tuoi no, oh no, mi stai facendo paura. Dove sei stata, cosa hai fatto mai? Una donna, donna, dimmi, cosa vuol dire sono una donna ormai? Ma quante braccia ti hanno stretto, tu lo sai che diventa quel che sei, che importa tanto, tu non me lo dirai, purtroppo, ma ti ricordi l'acqua verde noi, le rocce bianco in fondo, di che colore sono gli occhi tuoi, se me lo chiedi non rispondo. Oh mare nero, mare nero, mare nero, tu eri chiaro e trasparente come me. Oh mare nero, mare nero, mare nero, tu eri chiaro e trasparente come me. Na, 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 le biciclette abbandonate sopra il prato e poi quelle distese all'ombra, un fiore in bocca può servire, sai, più allegro tutto sembra, e all'improvviso quel silenzio fra noi e quel tuo sguardo strano, ti cade il fiore dalla bocca e poi, oh no, fermati prego la mano. Dove sei stata, cosa hai fatto mai? Una donna, 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 dimmi, cosa vuol dire sono una donna ormai? Io non conosco quel sorriso sicuro che hai, non so chi sei, tu chi sei, mi fai paura oramai, purtroppo, ma ti ricordi le onde grandi e noi, distruzze le tue risa, cos'è rimasto in fondo agli occhi tuoi, la fiamma è spenta e accesa. Oh mare nero, mare nero, mare nero, tu eri chiaro e trasparente come me. Oh mare nero, mare nero, mare nero, tu eri chiaro e trasparente come me.
Prossima canzone, una canzone di Noemi e Fiorella Mannoia, si intitola L'amore si odia. È l'aspetto un po' più triste di quando finisce una storia tra due persone e quella che è un po' la rabbia che si ha dentro, perché magari si vede che tutte le cose sarebbero inutili per poterla far funzionare di nuovo. Quindi è un po' triste, ma è una bellissima canzone. La canteranno le signore del coro, signore e signori, l'amore si odia. La risposta invece degli uomini, perché comunque gli uomini ci vogliono tanto bene, almeno loro Gli dedichiamo questa canzone. ci dedicano Adesso a tutte le donne. a tutte le donne, The Man del gruppo Il Coro Il Picco di Grano, ci dedicano questa bellissima canzone, una canzone di Gino Paoli, un'altra canzone di Gino Paoli, ed è Una lunga storia d'amore.
cantante, cantò, interpretò una canzone bellissima. In realtà il testo è di De Gregori e la canzone è la canta, l'interpreta Zucchero Fornaciari ed è Diamante.
se siete, mi chiedono, perché noi avevamo previsto che se avevate bisogno facciamo 5 minuti di pausa, altrimenti noi continuiamo tutto quanto fino alla fine, di seguito, senza interruzioni. Cosa preferite? Abbiamo necessità di arrivare. Allora intanto facciamo 5 minuti di pausa, coincidere con 5 minuti di pausa. Prego. Buon pomeriggio a tutti. Non saranno 5 minuti di parole perché mi parlano un po' esagerati, però intanto grazie dell'invito per oggi, nel senso che appunto sono stata invitata, sono arrivata un po' in ritardo e mi scuso, ma gli impegni sono tanti. Però ho voluto esserci perché mi sembra una bella iniziativa rivolta alle donne, oggi è la festa delle donne, tutti ne parlano bene, male, festa sì, festa no, ma l'importante secondo me è stare insieme e anche ogni tanto dirci che siamo delle brave per quello che facciamo, per quello che riusciamo a fare. Magari ce lo dicono poche volte, magari ci farebbe piacere sentirlo di più. Soltanto una riflessione vorrei fare. È una festa che ormai è diventata una tradizione. Tante volte le tradizioni così vengono passate via, vengono dimenticate da dove sono nate e perché sono nate. Però io faccio, ed è bene secondo me ricordarci spesso anche di queste cose, di questi avvenimenti e ricordarci anche delle persone che ci stanno accanto. Io però credo che se noi dobbiamo, per ritrovare e riconoscere il valore di una persona, di una donna o altro, dovergli dedicare un giorno vuol dire che ancora un po' di strada ne dobbiamo fare, perché in realtà la donna come l'uomo vanno ricordati ogni giorno per quello che sono e per quello che possono dare. Per cui ben venga sì la festa della donna, però io vorrei che non fosse oggi e domani basta, è passata e ci vediamo tra un anno per ricordarci. L'importante non è secondo me festeggiarla oggi, ma festeggiarla sempre e comunque festeggiarla bene. Ripeto, oggi è la festa della donna, ma secondo me quello che faccio io è un discorso che vale sempre. Io dico che se nel calendario dobbiamo sempre individuare una data per ricordare questo, per ricordare quello, per ricordare quest'altro, vuol dire che qualcosa non va. Perché vuol dire che la nostra memoria è corta, vuol dire che tante cose sono passate e abbiamo bisogno che qualcuno ce le ricordi. Un passo alla volta cerchiamo di arrivare a fare che appunto questo giorno non sia solo l'8 marzo, ma sia tutti i giorni dell'anno. Un pensiero secondo me va fatto a noi qui oggi, che siamo fortunati ad essere qui, anche se fuori piove, ma abbiamo avuto qualcuno che ci è venuto a prendere, che ci accompagna e che ci porta. Un pensiero invece a tutte quelle persone, a tutte quelle donne che in realtà sono invece sole o che si sentono sole, che è diversa la cosa. Si parla tanto di quelle persone che sono maltrattate, di quelle persone che insomma non sono felici. Mettiamole in questi termini. Dedichiamoli 5 secondi della nostra gioia, del nostro cantare a tutte queste persone che in realtà oggi non festeggiano o non trovano un motivo per festeggiare. Ecco, ricordiamolo. Quindi grazie dell'invito e buon proseguimento, mi pare che la voce ci sia, che insomma l'allegria ci sia, quindi buona festa delle donne. Allora, prossima canzone. Come abbiamo notato fuori c'è grigio, c'è acqua, fa freddo, però noi combattiamo questo con delle canzoni un po' più allegre, un po' più moderne, diciamo così, non è vero? Però che a noi ci piace, che a noi ci piace, lo so che non si dice in italiano, ma io lo dico perché mi piace dirlo, quindi a noi ci piacciono, anzi, proprio se vogliamo essere, a noi piacciono, se vogliamo essere perfetti e giusti. Cominciamo con
Ok? E ritroviamo Mina con queste due canzoni. Mina e anche, se non sbaglio, la Carranic. Vamos? Sarà capitato anche a voi di avere una musica in testa, sentire una specie di orchestra, suonare, 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 tum 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 tum. La canzone che mi passa per la testa, non so bene cosa sia, dove e quando l'ho sentita, di sicuro so soltanto che fa tum 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 tum. La mia causa mattina nella sera, e cantando ho pensato che non ero tanto male, specialmente nel pezzetto che fa tum 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 se va avanti così, finisce che questa canzone diventa una tale ossessione che parlo soltanto facendo ogni tanto tum 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 tum. La canzone che mi passa per la testa, non so bene cosa sia, dove e quando l'ho sentita, di sicuro so soltanto che fa tum 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 tum. Più ci penso, più mi sembra che era un coro di bambini che cantava nel cortile di una scuola, ripetendo sempre tum 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 tum. Stamattina la cantavo io soltanto, ma stasera già mi sembra di sentire chiaramente tanta gente che la canta insieme a me. Tum 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 Anche questa la conoscete, la banda? Quindi voglio sentire almeno la 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 e la mia banda ci siamo? Una tristezza così non la sentivo da mai, ma poi la banda arrivò e allora tutto passò. Volevo dire di no, allora la banda passò, ma il mio ragazzo era lì e allora dissi di sì. È una ragazza che era triste e sorrise alla voce, ed una rosa che era chiusa di colpo sbocciò, ed una frotta di bambini festosi si mise a suonare come fa la banda. E un uomo serio il suo cappello per aria lanciò, fermò una donna che passava e poi la baciò. Dalle finestre quanta gente spuntò, quando la banda passò, cantando cose d'amore. Quando la banda passò, nel cielo il sole spuntò, ma il mio ragazzo era lì e allora dissi di sì. La banda suona per noi, la banda suona per voi. La 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 la. E tanta gente dai portoni cantando spuntò, e quanta
andiamo in Argentina e portiamo qui, esportiamo il famoso tango delle capinere. Olè.
Quando tutto tace su legge la luna va, voglio più dolce caro chiamo Maramao. Vedo tutti i vici sopra i tetti passeggiare, ma pure loro senza te sono tristi come le Maramao, perché sei morto, Marilyn non ti mancava, l'insalata era nell'otto e una casa vedi tu, le vicine innamorate vanno con belle scusa, ma la porta è sempre chiusa e tu non rispondi più. Maramao, Maramao, fanno i vici in coro, Maramao, Maramao, mau 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 mau, Maramao perché sei morto, Marilyn non ti mancava, l'insalata era nell'orto e una casa vedi tu. Quando noi vediamo una ragazza passeggiare, cosa facciamo? Noi la seguiamo e con occhio salto poi cerchiamo di indovinare quello che c'è da capo a me. Saranno belli gli occhi neri, saranno belli gli occhi blu, ma le gambe Ma a me piacciono di più. saranno belli gli occhi azzurri e il nasino un po' in su, ma le gambe Ma a me piacciono di più. Quelle deliziose ti sapranno accarezzare, ma tue gambe un po' nervose ti faranno innamorare. Saranno belli gli occhi neri, saranno belli gli occhi blu, ma le gambe Sono belle ancora di più. deliziose ti sapranno accarezzare, ma tue gambe un po' nervose ti faranno innamorare. Saranno belli gli occhi neri, saranno belli gli occhi blu, ma le gambe sono belle ancora di più. Un grande applauso al Posto di Alle donne le cose di Milano. Ultimi due brani. Prossimo. A me piace tanto. Sono obbligata a cantarla perché piace a me. A me piace proprio tanto perché dice voglio vivere così, col sole in fronte, felice canto beatamente. C'è proprio un inno alla vita, secondo me. E quindi sicuramente qualcuno di voi la conosce, quindi come al solito, non sto lì a dirlo ad ogni canzone, cantate con noi, cantate punto. E poi concludiamo con una famosissima canzone di Modugno che è Volare. Quindi anche questa voi la sapete, ribadisco, cantate. E allora, signore e signori, voglio vivere così. Voglio vivere così, col sole in fronte e felice tanto,
voglio vivere con te. L'aria del monte, perché questo incanto non costa niente. Oggi amo ardentemente quell'uccello impertinente, menestrello dell'amor. La fiorita delle piante tiene l'eco sempre buono, sai perché? Voglio vivere così, col sole in fronte e felice tanto, tanto per te. E adesso la prossima canzone con Nel blu dipinto di blu, di coro dipinto di grano, Marzia, vi salutano, vi fanno ancora gli auguri per questa ricorrenza e poi mi pare che essa qualcosa da... E avremo il saluto prima del nostro presidente. Presidente, vieni adesso a salutare. Dopo vieni a salutare. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Felice di stare lassù e volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano lassù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Felice di stare lassù, ma tutti i sogni dell'alba spariscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle.
occhi tuoi blu, felice di stare qua giù con te. Questa volta ve lo chiedo io. Prima che lo chieda lei. Di cosa? Era di prima. Cosa volete? Noi siamo disponibili. Quale vi piace? Il canto delle camminelle mi hanno quello per il presidente e quello per la sindaca. Il tango e voglio vivere, ok? Così accontentiamo. Sì, è vero. Le signore che sanno ballare. Signora, lei è bravissima. Dai. Chi è che viene a ballare con la signora German? Musica di German. Chi balla con la signora German? Ecco qua. German e German. Stiamo qua alle 6.
Grazie.
gioia ma anche in momenti che non sono di gioia. Ci ha lasciato in questi giorni la nostra socia e vorrei che la Amalia la ricordasse un attimo. Beh, noi altri poi abbiamo fatto un bellissimo pomeriggio in allegria e mi sono contenta, però sinceramente parlavo così, sentivo anche la Gianna, c'erano altri in mente oggi che avevo Arina adesso, che è morta domenica mattina. E quindi noi altri, anche se un po' siamo stati contenti, mi ha fatto piacere, è stato un pomeriggio bellissimo, però Arina era qua con noi altri. E quindi noi la ricordiamo proprio così, come una donna semplice, una lavoratrice, una tutta per la famiglia. Infatti ieri sollevo di che rallegrava la vita in questa una fase della vita molto difficile, perché sapete che Alina si chiamava fortemente, faceva la dialisi e purtroppo ultimamente ha avuto dei problemi più gravi e ok, dai. Io non ho niente da aggiungere, devo solo ringraziare, logicamente la Marta. È un pezzo importante della nostra generosità, del donarsi, fare qualcosa di noi. Ringrazio anche Laino che è presente, il gruppo della parrocchia di Paderno, ringrazio il gruppo di lettura del comune che sono qua presenti. È giusto sottolineare questa attenzione rispetto al nostro lavoro, rispetto a quello che noi sappiamo dare e sappiamo fare. Chiudo solo dicendo una cosa che si aggiunge un po' a quello che diceva anche il sindaco prima. Sarebbe bello che la festa dell'8 marzo non ci fosse, come sarebbe bello che non ci fosse il 25 aprile, come sarebbe bello che non ci fosse il 1 maggio, però dico quanto sarebbe brutto questo mondo così piatto, senza problemi. Cioè se ci sono queste feste importanti che noi desideriamo, sempre con un momento di allegria, perché nella nostra storia l'allegria è un modo di stare assieme, di costruire e di guardare avanti, però avendo anche l'attenzione a sapere cosa c'è dietro, quale tipo di sofferenza. E quindi è stato importantissimo l'introduzione che ha fatto Loredana, che ha ricordato che ha letto che è stata costruita insieme a Laura, insieme ad altre che ci hanno messo un attimo il loro pensiero e la loro cultura per ricostruire questi momenti. Cioè questo è un momento fondamentale, per cui noi ci teniamo come Chico-Ligano, come House in modo particolare, a lasciare questo segno dell'8 marzo, perché è un segno della nostra vita, della nostra speranza, e per me che sono un uomo, le donne per me, come diceva il celeste presidente Mao Zedong, sono l'altra parte del mondo. Grazie.